li mangiavi di solito, sti radici, durante stagione altri contadini? Non sai, dai salata, non voglio bere, sai? Risotti, No, non era che... pasticcio, Non fa niente, non si dà consumato così tutto. quei fasioi? Io ho detto quei fasioi. Vedi che la mangiano qui i fagioli? Ma altri di casa vostra? Sì, ma non qui i fagioli come adesso, no, dovremmo spesare in mugnata da buttare in mezzo i fagioli così, se tu fuori dopo qua, sì, dopo poi non mangiare grandi, ma insomma andava a mangiare, tu sai, l'orologio bere, sai, bada, non era gli anni da consare, da cucinare, da fare pasticci che, e neanche sappisce niente. Ma niente, non era una gran specialità, insomma, No, immaginavo. andava a cucinare tutti così a culo, noi che ne cucinava, anche, se doveva cucinare fatica con fiato e olio, provava solo così. Casa nostra, i radici, come si mangiava? Niente, solo con sale e salata da madre. Un tempo. Mangiavamo i pizzei, i piscardi e con sale e salata tagliati, sai, conditi olio, aseo e basta. Ah, olio aseo, no? Me parea col lardo. No, radici, verduini con lardo bollente e il radicchio bianco sempre con l'olio, un rossetto di olio. Qui no, perché sennò è sentito io a tutti, no. Qui i verduini, qui rosa da campo, qui roba dura da campo, sì, ma no qui, perché qui era sempre troppo teneri per lardo, di così ti scottai, non andava bene. Con l'aseo là come si faceva a farla, che ricetta? Se tagliai i frissighette di lardo, chiamiamo frissighette, no, non so cosa. Se tagliai a fettine, tu fai scaldare il beo, con l'erba rosso, te dai insieme a teggia, ti mettai il l'aceto e vrum insieme alla verdura e con sa benissimo diventava morbidi. Mi si scotai, diventava morbidi, era un piacere mangiarli e basta. Era verduini o radici rosa da campo, i spadoni di scarto, ti tirai fuori, ti mangiai ancora ore, mi dice Marcella se ne portava a casa a traversare, poi aveva sempre vissuto con i radici di scarto, ecco. E curaure. Ma sani radici, ma sani. Ma ascolta, ma è l'olio che ne era? L'olio poco, una goccita, niente, sempre con l'olio, un giusto di olio. Le semi gli era gran parte una volta. Non era grandi ricette, insomma, risotti, roba del genere. No, un tempo no, non faremo mai.